Questa è la Grotta Vergine. Questa è quella che ho visto con la Daniela, con le due Daniele e Isabella, dove abbiamo fatto l'accompagnamento con i defunti. Non vengo dentro, non la torno a vedere perché l'ho già vista, perché è troppo umido, non riesco. E si sta bagnando tutta l'attrezzatura, non si può entrare. Ho provato su quell'altra ma non si può, resterò fuori e vedrò se riesco a catturare qui all'esterno. Qualche voce, qualche testimonianza. La scolaresca è andata via da un pezzo perché prima mentre stavo facendo sulla parte alta diciamo della Geoffrey stavo usando l'incenso, la candelina, è arrivata una scolaresca. Poverini, loro hanno pensato che io stessi facendo una preghiera ai defunti, mentre io invece sì, era anche per lasciare qualcosa di sacro, che li facesse star bene, ecco. E quindi gli ho lasciato acceso la candela e l'incenso, la stessa cosa che ho fatto nella grotta dei pipistrelli, come la chiama l'Isabella. Da qua noi siamo venuti l'altra volta, noi quattro, mentre da sola io sono venuta da quest'altra parte, perché sono passata per la valle degli Aceri. Quindi è tutto collegato, le varie trincee. Questa sarebbe praticamente la terza linea, da quello che ho capito, la seconda e la terza. Quello da dove sono partita io sarebbero le parti più alte dove lo scontro è stato più cruento, dove c'era proprio la battaglia nuda e cruda, e più forte, dove ci sono stati probabilmente più morti, ecco, per capirsi, dove diceva la Isabella c'è tanto dolore. Ok, ritorniamo su. Qui non so da dove si va, dall'altra parte, non ci siamo venuti qua l'altra volta. C'è una scala che porta dall'altra parte, deve essere un corridoio che porta sull'altra, ma sinceramente non mi sento farlo, anche perché non so da dove esce. Forse esce da questa parte. Sì, è da questa parte, è un congiungimento tra le due trincee sotterranee. No, veramente si rischia di perdersi, obiettivamente.